Buongiorno. Buongiorno. Prego, signor Claudio, è arrivato il suo turno. No, ma guardi che io non sono il signor Claudio. Oh sì, certo, Claudio è il nome del paziente successivo. Prego, signor Davide, mi segua. No, ma guardi che non sono nemmeno il signor Davide. Ma davvero? Mi scusi, ma lei aveva un appuntamento? Cosa fa? Oh sì, certo. Mi può ripetere il suo nome? Matteo. Matteo, ecco, appuntato. Che sbadata. E come sta sua moglie? Prego, il dottore la sta aspettando. Ma io non sono sposato. Ecco, le presento il dottor Bianchi. Signor Riccardo, la lascio nelle sue mani. Ma Buongiorno. io non mi chiamo... Io però non mi chiamo Riccardo. Se per questo nemmeno io mi chiamo Dottor Bianchi. Come? Ma infatti lei non è il dottore dell'altra volta. Matteo, con noi della Dental Strong è in buone mani. Allora, Matteo, oggi dobbiamo fare un'estrazione. Ma non tema, non sentirà nulla. Ma io sono qui per una Si fidi, dobbiamo estrarre. Sono qui per una pulizia, una pulizia. Ma signore Verdi, dalla sua Ma io cartella sono risulta- Matteo Valenti, Valenti, non Verdi. Silvia! Ha bisogno, dottore? Io però mi chiamo Laura. Sì, Silvia, non riesco a trovare la cartella del signor Matteo Valenti. Ma il signor Valenti, mi scusi. Allora, è nello studio del dottore che l'ha visitato la volta scorsa. Nessun problema, la recupero io. Sono cose che succedono. Silvia, quale studio sarebbe? Sa, sono ancora nuovo. Del dottor Bassi. Mi precipito. E allora, signor Valenti, come sta sua moglie? Non fare come me. Nella salute, una cura a buon mercato, rischi di pagarla cara.